La città di Sora sabato 20 luglio si è tinta di rosa per la 9ª edizione di Sora in Rosa, la kermesse organizzata dal comune di Sora con la direzione artistica dell'associazione culturale no profit Iniziativa Donne. Sora in Rosa è un grande contenitore di eventi che nell'edizione 2019 ha inondato la città volsca con musica, spettacoli, moda, ma anche informazione, prevenzione, arte, cultura e gastronomia. Una serata ricca di tante occasioni di divertimento, dalla gara degli chef allo sbaraglio all'esibizione della scuola di ballo SG Dance, momenti di sport con Gioca la tua partita in piazza Santa Restituta e le esibizioni di karate lungo il Corso Volsci. E poi l'arte con esposizioni nei vicoli del centro storico dell'artista Rocco Alonzi, informazioni sulla prevenzione rivolta alle donne dal Collegio delle Ostetriche e degli Ostetrici della provincia di Frosinone e poi opportunità con l'Esercito ed il 41° Reggimento Cordenons. In piazza Maier Ross una serata di moda, spettacolo e musica, con la partecipazione d'eccezione dell'artista Grazia De Michele e l'esibizione del giovane cantautore sorano Marco Vicini La Rocca. Siamo contenti per questa 9ª edizione con la direzione artistica sempre, io credo, all'altezza della situazione da parte dell'associazione Iniziativa Donne. Sora in Rosa ormai è una kermesse che ci ha abituato a serate straordinarie sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto della musica, della moda e di tante altre iniziative che tutte declinate al femminile, che vedono una grandissima partecipazione e la nostra città come un vero e proprio salotto, l'abbiamo sempre detto, il salotto della ciociaria, accoglie i tanti visitatori con molta felicità e anche con una grande capacità di saperli coinvolgere in tutte queste iniziative. Sono felice di esserci tornata e trovo che questa sia una bellissima manifestazione, quindi stiamo per cominciare questa bella serata in onore delle donne. Viva le donne! L'iniziativa, che in questi anni è cresciuta molto sul territorio, ha ricevuto numerosi patrocini, tra i quali anche quelli della Regione e del Consiglio regionale del Lazio. Il patrocinio della Regione Lazio e anche del Consiglio regionale del Lazio, quindi un doppio patrocinio che merita questo spettacolo che stiamo vedendo alle mie spalle in questa Sora, che mi fa felice, del colore rosa, ancora supportata dalle donne che in questo momento sono protagoniste di tutti gli angoli di questa città, che sono tinti di rosa. È veramente uno spettacolo vedere tanta gente a Sora, tante donne, e ecco, sono anche commissario della commissione pari opportunità e quindi sto vivendo intensamente questi momenti che sono veramente meravigliosi nella mia Sora, che questa sera è tinta di rosa. Grande partecipazione anche al nuovo format a Matera con Sora, che ha coinvolto moltissime attività commerciali della città, regalando al fortunato vincitore 2 giorni nella splendida città di Matera. Sora in Rosa è stata preceduta da un appuntamento di musica, cultura, poesia e teatro nel chiostro del Museo della Media Valle del Liri, in cui sono stati premiati i vincitori dell'8ª edizione del concorso Poetando in Rosa. La giuria ha assegnato il primo premio ad Alvaro Chiappelli con la poesia Donne alla deriva. Durante la serata l'artista Grazia Di Michele si è esibita con l'allieva sorana Arianna Quintiliani. Un grande lavoro per l'associazione Iniziativa Donne, ripagato dal grande successo che anche l'edizione 2019 ha riscosso. Sora in Rosa 9ª edizione, noi dell'associazione Iniziativa Donne come al solito ce la mettiamo tutta, tanto impegno, sperando di creare un evento bello per tutti, e siamo felici che quest'anno c'è una grande cooperazione tra tante associazioni che cerchiamo di fare rete per il bene del territorio. Grazie a tutti.